puoi dire di che avete fatto nella vita? Ah beh, hai lavorato a Boria, ma è un buon nome. Ah sì, Ah sì, sei venuto per Fenno. sono venuta per Fenna, pacca 25 anni. Hai approfittato della cinese. E est-ce que nous pouvez parler un peu del travail de l'IFEN a quell'epoca? Era complicato, era difficile? Un po' oui, perché io avevo le fons, lo fe, lo coglio caricare, facevo tutta la carrera di fe, cogliamo le albacos e le va le fons. E si occupava dei papers al momento. Aveva stato un gran Paris. Oui, mais bon. Il y avait autre génération. Voilà. E di che facevi sul lavoro? Hem de tot. Al debut, le vedels, après, le lat. Et voilà, des potanous, le debut, tot bé. E avete visto dei cambiamenti per rapport alla vestita? Oui, quand même. Perché la vestita sa io, viene, non voglio che era fatto talmente bella, ma mi fai rimane quand même. Non avevamo foglie di vigna. E ici, nous. Guardare la vaca, guardare il porso. E est-ce que din l'annata il y avait des giornate mai pesugo per l'IFEN? Ah ben oui, l'estiu, con gli analfi e per tutto, oui. E io avevo le fons a menare a scuola, si occupava. Io parlavo rammassati a scuola, in quel momento. Anche era io che venevo le fons a scuola, che non avevo che riuscire. E voilà. E fallu des parties? E oui, le partite, le cose la mia non mi facevo, tanto che potevo. E après, si cogliò mettere. La mémé a du job un peu à l'hostal? La mémé a du job un peu à l'hostal, Judab? Oui, facevo le partite. Tanto che pocchet, perché après era in un futuro, era pacchettivo. E l'UPP a du job un peu? Ah no, l'UPP ho diceva più con Mengheri, eravamo rauti, ne morè paralizzati 2 anni, donc... E est-ce que avete conosciuto l'uten delle scudre? Quando eri su, oui, sai, io studiando, anche era la botta quando studiando. Non certo, il mondo demorava, e danzavano, voilà. E ici, a Tove? E sì, no, e sì, avevamo fatto un po' su ici, e poi conosciuto per il suolo. Io avevo le cudette per il campo. La mozione già. E cura co cambiet din la zannado a co? Mi morirai in 60, in 65, 66, ho cominciato a cambiare. E la Lengodoc, l'avete toujours usita? Ah oui, io il mio papà parlavo tutto un po' tuo. Nel non parlava francese, ma parlava un po' tuo. Entre ells si parlava tutto un po' tuo. Ma un altro non parlava tutto in francese. Ma conosceva il portoghese, lo parlava in ells parelli. E alla scuola NRS? A Cavonas, a scuola a Cavonas. E così cosa è passato? E eri a scuola dal figlio, perché era poco, io avevo un garzone dal figlio, mio fratello andava alla scuola al Cuttato, io alla scuola dal figlio, che era una scuola che non faceva scuola. Avete visto dei foni che arrivavano sempre alla francese? Una famiglia, oui. Una famiglia da figlia aquí, che la scuola che io lo apprendevo il francese, parlavo buonissimo molto. Ma pas che no. E ici, l'avete saputo dire a Tove sul Magnac? A quoi? No. Est-ce que per vous, l'occitan è una lingua complicata? Beh, no, perché la conoscevo. No, ma io lo Jefon la parlo talmente, ho una figlia che lo parla bene. Lo pizzone qui, lo che fa della cabretta, che lo parla toi. E lo pizza Jefon l'ho preso a scuola, ma poi parla me mandano sì che altri. Che fa per ma lo comprendo. Di che ne pensate, d'accordo? Dei fatti che Ah, la beh, lingua si torna a insegnare? Ma anche bene. Io diciamo pizza Jefon, lo non riesco. Qui l'ho preso a scuola e ma lo bello ne fanno pizzone, lo voglio apprendere a rodese e il pochepa al lycée. Allora, din l'uten ero difendut, Oui, e ara? e allora torno. E oui. E così spiegate cosa? Perché all'epoca
come parlau portuguès de família que parlau poc portuguès, o que era una evolució de parlar francès, que ho fazia millor. E est-ce que pensas que vos que l'avias a l'hostal pitxuno, est-ce que pensas que hi ha des causes que arribas mai a dir en occitan que en francès? Non, mi trigino al dos. Ou des causes que se raconto mai en occitan que en francès? Ah bé, oui, hi ha de causes, so que là hi ha de causes que són millor contades en portuguès que en francès, quan su di la lingua, qua. E aves dit que aves un fill que fa de cabreta? Ouais. E così s'es metut en aquel instrument? Perché questo me mi agradava e caima bien lo truc d'autre cose. E demorat Maria di no. E on t'ha après? Ho preso sol. Un copine gli prestate una cabretta e si mettete a preso, prendete qualche cur, ma se non suavo di una clica d'Occitane, ara per il momento a cui è restato, se non a cui agradava, a cui agrada encara. E nos podes contar quicon amb l'usefon que aprenu la lengua? S'es passat un jour quicon a l'hostal que aves una anecdota amb los pitjus? No? Ah, beh sì, di cose amb mia figlia, che era oraca, parlaven in portuguès, e io havia sua figlia che comprenia pas, vous pouvez traduire s'il vous plaît? E lui perché comprenia pas, e quei che vogliam pas che comprengués, o també. Allora, andiamo a parlare del paese un po'. Vos che sei venuto della Bastida, est-ce que pensas que il paese è differente d'ici? Ah, oui. Oui. Així era immediat plus evoluat, era immediat plus en retard, ma ara hi es meto. Oui, oui. E al nivell del paesatge? Ah, un paesatge hostil là, mi plen. Ma io sono qui da là. E la capitale, on la mettes vos? La capitale del Segara? Beh, io sono al costat de la barraca, donc che mangiac la barraca. E alla Bastide penso che la capitale è a Rupeidou? Oui, so che là, Rupeidou su Vilafranca. Anaven a Rupe con la cavo, cosa per la casa, non per la cavo. Si ho ruto il pont del Cailà, s'anàs al pont del Cailà, veiem un hostal, dicien que anaven tant a Rupeidou que a Vilafranca. Est-ce que le pays a une histoire ancienne, vieille, le Segara? Immediat. Un país que a me m'agrada la lingua, pas mal, donc que conta. Bravo, hein? Et il faut continuer à parler aux enfants, hein,